Il viaggio di Sardegna Verde ci porta a Orgosolo, questo splendido nostro paese di 4.000 anime o poco più, invaso dai turisti per la sua particolarità, i murales che qui nascono negli anni 60 e la tradizione continua. Tra l'altro conosceremo anche un murale realizzato proprio nei giorni scorsi. Ci siamo salutati la scorsa settimana in Ogliastra lungo la via de Sos Barracos a Baunei, ci ritroviamo in Barbagia a Orgosolo lungo la via de Sos Pinnetos. Ci aspettano a Montes, al Pinnetto di Sio, vediamo insieme cosa stanno combinando. Benvenuti, siamo all'Uile su Aduesseni, che tradotto sarebbe il guado del tasso. Stiamo preparando un po' di roba qua per degli amici che vengono, in particolare un paio di maialetti arrosto, poi lì c'è la pecora bollita con le patate, il solito pranzo classico barbaricino. La mia famiglia è qua da 5 generazioni, da circa 200 anni. Io sono venuto la prima volta che ero un bambino appena finita la prima elementare. Abbiamo imparato a conoscere sia quelli che sono i sacrifici dei pastori, la vita in campagna, però io l'ho fatto sempre con passione, mi reputo fortunato di aver avuto questi genitori, queste persone che ci hanno insegnato il valore della natura, e non lo dico per romanticismo, perché noi da questi alberi portano il pane, quello che è il pane della montagna, le ghiande, ci mangiano le capre, le pecore, i maiali, e noi quindi abbiamo tutto l'interesse a custodirli e a difenderli. Via Leonardo Monni, siamo a 2 passi dal corso, accanto a Teresa Podda, che rincontriamo su Sardegna Verde, autrice di questo murale che intravedete alle nostre spalle e che è dedicato a Teresa Ginostrada. Cioè lui in pratica è un portatore di pace oltre che medico, quindi la sua figura non può essere dimenticata, i suoi esempi non possono essere lasciati nel cassetto. Cioè io, con tutte le persone che comunque abbiamo pensato di fare questo murale, lo abbiamo fatto perché lui venga ricordato e che il suo operato venga preso come esempio. La sua passione, Teresa, per i murales qui a Orgosolo, quando è nata? Quando è nata? Cioè, la passione per i murales è nata con Francesco del Casino, naturalmente. Mi piaceva sempre disegnare. Lei è stata sua allieva? Sì, sono stata sua allieva alle scuole medie. Mi è piaciuto, usavano i murales per farci studiare a scuola, ecco, quindi questa cosa già era un deterrente abbastanza importante per noi ragazzi. Però Francesco del Casino ci ha dato la possibilità di esprimerci senza anche essere visti, capito? Cioè noi con i murales noi possiamo mandare dei messaggi a tutto il mondo, diciamo, in questo momento, perché comunque adesso si è capito che i nostri murales sono abbastanza, cioè sono letti, e questo ci piace. Ci piace anche che la gente ci conosca da dentro, nel senso che i murales ci hanno dato voce. Teresa, grazie. Questo nostro press tour, tra poco approfondiremo il tema, vede Orgosolo legata a Dorgali. Allora andiamoci in questa splendida cittadina per conoscere la realtà della cooperativa Dorgali Pastori. La nostra cooperativa è nata nel 1963, è un atto costitutivo fatto da 20 soci, la prima lavorazione nel 1972. Cooperativa nata esclusivamente solo per lavorare pecorino romano, come allora si faceva. Piano piano negli anni, anche da come eravamo messi in un punto geografico vicino alla realtà turistica come Calagonone, si è deciso piano piano di diversificare. Pensate un po' che adesso riusciamo a produrre oltre 30 prodotti diversi l'uno dall'altro. Pecorino romano ne facciamo il 50% della produzione, l'altro 50% altri prodotti fuori dal romano. Cosa dire? In questo periodo, dopo un anno di carestia, diciamo il 2020, causa Covid, non è che siamo andati molto bene,
perché essendo una cooperativa che diversificava, quindi aspettavamo anche i flussi turistici e anche le nostre produzioni erano programmate in base a quello. Quest'anno un po' le cose stanno cambiando e sta venendo molta gente e stiamo di nuovo riacquistando molta fiducia nell'ambito dei prodotti diversificati del Romano. Se poi parliamo del Romano, il Romano adesso è schizzato sopra i 9 euro, sta andando benissimo, è molto richiesto e non si trova prodotto in nessuna parte dei caseifici che lo producono. Nelle campagne di Orgosolo abbiamo raggiunto una bella cantina, un bel vigneto, la cantina Orgosa. Accanto a me Peppino, uno dei 3 fratelli in cabina di regia, anche se poi Peppino, soprattutto lei, si occupa della vigna. Attività storica come vignaioli la vostra, vero Peppino, di famiglia? Sì, abbiamo sempre avuto vigne da sempre, da quando eravamo nati. E da una ventina d'anni? Una ventina d'anni, nel 2002 ho ripreso un po' l'attività e ho iniziato a imbottigliare. Quali sono le vostre etichette? Quali sono gli uvaggi che poi voi andate a vinificare? Principalmente dicevamo il Cannonau, però abbiamo anche un bianco, che si chiama Granazza, un'uva di questa zona, che prima si usava o per fare qualche passito o si metteva insieme al rosso, diciamo. Il massimo che sono arrivato è 9.000 bottiglie in tutto. Vendita un 30% all'estero, 30% in Italia e il resto in Sardegna. Grazie e buon lavoro a Peppino e noi con Sardegna Verde torniamo su al Pinnetto di Sio a Montes. La natura che ci circonda è, diciamo, quella tipica della montagna calcarea e quindi sono i lecci che vedete intorno a noi. È la specie dominante. Questo alle mie spalle è sempre un leccio chiamato un Quercusilex. Questo qua per me, siccome mio padre, quando loro si alzavano molto presto, al mattino alle 4 per mungere le capre e durante il giorno ha le radici particolari, no? Che sembra quasi una culla, e mio padre veniva qua a riposare e niente, io questo l'ho adottato e per me è sempre... Ecco, è un legame proprio forte. Abbiamo raggiunto la nuova casa delle cantine di Orgosolo. Tottoni Lovicu è il presidente. Siete qui più o meno da 2 anni e mezzo, Tottoni. Sì. Una sistemazione certamente più confortevole che contribuisce un po' ad accompagnare la vostra produzione. E a migliorare la produzione. Quanti siete? Come funziona? Quindi noi abbiamo iniziato nel 2007. Quindi è stato fatto un corso di viticoltura di enologia qui ad Orgosolo nell'auditorium. Ci siamo guardati, poi dopo finito il corso abbiamo detto ma chi ci sta a fare questo esperimento? In 19, siamo partiti in 19, abbiamo detto beh proviamo. Poi qualcuno si è perso per strada, perché chi per lavoro, chi per così, e quindi siamo rimasti in 16. Ognuno ha le sue vigne, se le lavora lui e quindi conferiamo poi le uve qui e facciamo tutte assieme. Mercati quali sono? Tanta Sardegna, ma si guarda anche all'estero? Noi esportiamo anche agli Stati Uniti, esportiamo a Hong Kong, abbiamo portato vino in Congo una volta. Poi vabbè, in Europa, in Nord Europa, noi Inghilterra, Germania, Svizzera, Olanda, Danimarca. Adesso stiamo spostando anche nei paesi dell'est, Polonia. Tottoni, facciamoci un bel brindisi con il vostro Cannonau, proprio accanto alla cantina c'è il liquorificio di Piera Cadinu, produzioni particolarissime che conosciamo insieme. Salute, Tottoni. Salute, dai. Allora, il progetto nasce dalla voglia di creare qualcosa di mio, visto che la natura ci offre tantissimi prodotti. Io praticamente preparo liquori esclusivamente con materia prima del territorio. Principalmente facciamo il mirto, poi raccogliamo un po' di licriso, che è il profumo della Sardegna, una pianta molto particolare che si presta benissimo a preparare un ottimo digestivo, un po' marognolo, un po' secco. Poi prepariamo un po' di finocchietto selvatico, un po' di limoni quando abbiamo limoni biologici,
mirto bianco di foglie, molto apprezzato, e poi facciamo anche un po' di mirto bianco di bacche bianche, che sono molto rare. Io riesco a fare pochissime bottiglie di questo prodotto. Poi, visto che questa attività mi prende tutto il mio tempo, quando ho 5 minuti di tempo mi dedico alla batteria, che la musica per me è una cosa importantissima che mi dà un po' di respiro da questa attività che è veramente impegnatissima. Seconda parte di Sardegna Verde, siamo nel Supramonte di Orgosolo, diretti verso il Pinnetto di Sio, ed è una meraviglia. Accanto a Francesco e a Matteo della società SupraQuad Adventure. Sono, come dire, territori ideali per essere raggiunti in quad, Francesco? Sì, sì, abbastanza. Abbastanza, perché i nostri mezzi ci permettono comunque di vivere anche il contatto con la natura in maniera diversa dalla classica escursione in campagnola. Rispettando la natura, ovviamente. Rispettando la natura, ovviamente, sì. Quando è nata la vostra società, Francesco? Appunto quest'anno, anche se l'idea vera e propria almeno 2 o 3 anni fa. Però, visto e considerato, volevamo iniziare dall'anno scorso, poi tra pandemie e tutto quanto non siamo riusciti ad andare avanti col progetto, e quest'anno abbiamo fatto un piccolo sforzo e l'abbiamo andato avanti. Lei e Matteo siete di Orgosolo? Sì, sì. E allora, grazie Francesco, grazie a Matteo, le restituisco il casco. Grazie. Buon lavoro, arrivederci ragazzi. Arrivederci. E in questo contesto straordinario incontriamo Alessandro. Buongiorno Emanuele. Buongiorno Alessandro, per parlare di questo importante progetto che vede Coldiretti protagonista, le vie del Sospinetto. Ci racconti un po' come nasce l'idea e con quali obiettivi? La fase progettale inizia in ottobre del 2019, successivamente a una bella giornata di trekking trascorsa col presidente Zali e alcuni amici alla ricerca di queste antiche strade, questi antichi cuiles, con particolare riferimento anche a una storia molto bella di un antico capraro di Dorgali, Ziubili a Mireu. L'attività si è svolta e proseguita grazie al finanziamento della Camera di Commercio e nella fattispecie al bando per la promozione dell'attività promozionale, perché come finalità principe è quella della valorizzazione delle produzioni agroalimentari del territorio e del coinvolgimento dei turisti che stanno sul mare e cercare di portarli qua nelle zone interne, anche grazie alla strutturazione di un'app che consentirà di andare direttamente nel Pinnetto e degustare i prodotti tipici. Nel contempo però ci sono 3 elementi molto belli e molto importanti che sono determinati nel corso di questi oltre 2 anni. In primis sicuramente un aspetto legato alla valorizzazione dell'ambiente, della cultura e della tradizione. In un video che supera i tempi e deve essere, mi ricollego un attimo, un secondo, a quello che è stato il recente evento della bottiglia celebrativa di Grazia Deledda per il 150° sempre organizzato da noi, dove Grazia Deledda è vista come spartiacque tra quello che era la cultura orale e la cultura scritta. Ecco, in questo modo noi vogliamo creare un altro spartiacque tra quello che è la cultura scritta e la cultura del video, la divulgazione quindi più ampia, che possa arrivare in maniera molto semplice un po' a tutti ad essere veicolata in tutto il mondo. L'altro aspetto è un aspetto importante di natura ambientale, che è molto attuale in funzione anche di quello che abbiamo purtroppo vissuto drammaticamente quest'estate in Sardegna, ed è il connubio che si crea e si legge e si vede ed è evidente nel video tra il pastore e l'animale, quel processo simbiotico che ha consentito di conservare e preservare questi territori. E questo fa forza anche per quelle richieste nostre riguardo alla prevenzione dell'incendio, nostre intese come Coldiretti, dove chiediamo l'abbassamento delle tare e la possibilità di pascolare i nostri boschi. E a tal fine un ringraziamento a questi giganti, a questi caprari che hanno conservato e hanno consentito di poter portare ai nostri tempi, conservare queste bellezze ambientali. E di più
anche il grande sacrificio, quindi lo sforzo che questi caprari hanno svolto durante i secoli, vivendo in zone marginali e riuscendo comunque a produrre dignitosamente un prodotto di eccellenza nella biodiversità e riuscire a accompagnarli e a portarli ai nostri tempi. E allora, grazie ad Alessandro Serra, io vado incontro a Franco, allevatore di questi territori, per parlare del simbolo, un po', il Supinetto. Supinetto. Supinetti era la struttura fatta dove il pastore faceva il formaggio e dormiva e stava attento il bestiame, era vicino a Samandra, dessa aprasa o delle pecore. La materia prima, Franco, per realizzare Supinetto si trovava qui attorno? Qui attorno i ginepri, c'era il legno di ginepro, di leccio, poi c'erano le frasche di leccio oppure di corbezzolo, oppure si era vicino ai torrenti, c'era anche l'oleandro, che era una pianta dell'acqua e quando pioveva faceva scivolare l'acqua e non penetrava all'interno dei Supinetti. Franco, grazie. Il press tour che ha coinvolto alcuni colleghi, come vi ho già anticipato, ha toccato anche Dorgali per conoscere le due grandi cooperative dell'agroalimentare. Andiamo ora in cantina. Benvenuti nella nostra barricaia dove riposano i nostri vini da invecchiamento. La cantina di Dorgale nasce nel 1953 grazie alla volontà di un gruppo di agricoltori dorgalesi. Adesso è formata da circa 200 soci, tra uomini e donne, provenienti anche dai territori circostanti. Attualmente la superficie è abitata di circa 500 ettari, di cui 60 provenienti dal vigneto sociale. Di questi 500 ettari, il vitigno a bacca rossa più rappresentativo è sicuramente il Cannonau. Abbiamo quote rappresentative anche di Vermentino e percentuali inferiori invece di vitigni internazionali come Merlot, Syrah e Cabernet. Attualmente produciamo circa 1,5 milioni di bottiglie provenienti da 20.000 quintali di uve lavorate annualmente e ci rivolgiamo sempre a un mercato molto importante, il mercato regionale sardo, ma anche a un mercato internazionale. Cantina Dorgali attualmente produce 25 etichette distribuite tra la grande distribuzione e il canale Oreca, ovvero enoteche e ristoranti. L'ultimo nato si chiama Chene, è un Cannonau 100% senza solfiti aggiunti. La cantina ha sempre creduto nei rosati, uno dei nostri prodotti storici è il Filieri rosato. Negli ultimi anni però, vista l'importanza che stanno avendo le bollicine, la cantina ha prodotto due referenze, il Rosai Luna e il Nues rosato. Qui nella sala di degustazione della cantina Dorgali vi presento una prelibatezza, il lardo al mirto stagionato nel marmo. Noi siamo la prima larderia in Sardegna, stagioniamo il lardo nelle conche di marmo, stile colonnata. Noi utilizziamo naturalmente il marmo di Rosei. Abbiamo conosciuto Paolo Mulas lungo le sponde del lago di Gusana, ci rincontriamo in questi territori straordinari a Orgosolo. Paolo, ci aiuti a capire meglio dove ci troviamo e che natura ci circonda? Bene, ci troviamo nel Supramonte di Orgosolo, siamo in località Subaduesseni, siamo circondati da questa meravigliosa foresta di origine primaria costituita dai leci, un vero primato in tutta Europa. Abbiamo inoltre il torrione calcareo del Monte Novo San Giovanni che svetta a quota 1316 metri. Il Supramonte di Orgosolo è un vero e proprio scrigno di biodiversità dal punto di vista faunistico e dal punto di vista botanico. È un territorio che non finisce mai di stupire i visitatori. Paolo, fruibile a piedi, in bici, in quad, con i fuoristrada ci si sposta agevolmente, insomma, è solo da visitare. Insomma. Assolutamente, ci sono molteplici le possibilità di fruire appunto di questo territorio, ci sono diversi sentieri, ci sono delle piste, per cui trekking, cavallo, mountain bike, fuoristrada, quad, Orgosolo offre veramente tantissime possibilità per fruire di questo bellissimo territorio. Grazie Paolo, a proposito di Orgosolo, il paese e i suoi murales sono di fatto una cosa sola, ce lo facciamo raccontare meglio da Teresa. Cosa trasmettere i nostri murales? Sicuramente trasmettono gli stati d'animo. Gli stati d'animo è la realtà in cui si vive in quel momento. Cioè tutti i murales vengono fatti in un determinato momento, cioè nel momento che si ha necessità di dire qualcosa. Ed è qualcosa che
parte da dentro, non si fa per fare business, cioè non sono nati per fare business, non si pensava che i nostri murales facessero business. Noi penso che abbiamo sempre avuto l'idea di comunicare, di parlare di noi attraverso appunto i muri. In muri che comunque, in murales che non sono neanche firmati, perché non sono firmati perché appartengono a tutti, anche alle persone che vengono e li vedono e li leggono. Quindi naturalmente l'attività muralistica non è condivisa da tutta la comunità. Per esempio per l'ultimo, per quello di Gino Strada, l'ho realizzato con Maria Luisa Moni, una mia amica che comunque insieme, insomma, l'abbiamo pensato insieme a lei, insieme ad altri amici comunque di realizzare quest'opera e lo abbiamo fatto. Ecco. Con Antonio Maledu, che è il responsabile di Campagna Amica per la Federazione di Un'Orogliastra della Coldiretti, oltre a essere sommelier, quindi buon conoscitore del mondo del vino, parliamo in sintesi, Antonio, di questo press tour che ha coinvolto un po' di colleghi giornalisti in giro in questi territori. Certo. La filosofia è com'è andata? Sì, la filosofia è quella di far conoscere innanzitutto ai giornalisti le location dei vari pinnetti che si trovano situati appunto nei comuni di Orgosolo, Dorgali, Bauneo Orsulei, e poi di far vivere proprio l'esperienza nel territorio, quindi è un viaggio esperienziale con i prodotti che ricadono appunto all'interno dei vari comuni e che hanno aderito a questo progetto. Come è andato questo percorso? Come dire, questa è una situazione su cui io sto battendo con i miei amici continentali. Perché quando vengono in Sardegna ovviamente tutti vanno al mare e io dico guardate che il mare è la cosa meno interessante della Sardegna e dove stiamo in questo momento credo che sia la dimostrazione palmare, no, della unicità di questo territorio. Quindi tutte le iniziative volte a far conoscere queste meraviglie uniche al mondo credo che ecco, ben vengano, anzi più ce ne sono e meglio è. Insomma. Il viaggio di Sardegna Verde a Orgosolo purtroppo finisce qui, anche se prima di salutarci Tonino, insomma, il re della tavola, il magliaretto arrosto, questi sono prodotti del territorio. E noi prepariamo queste cosettine per gli amici che vengono sempre a trovarci, amici che vengono da 20 anni, da 30 anni, da Cagliari, da Sassari, un po' da tutta l'isola e a volte anche da fuori. E allora grazie alla comunità di Orgosolo, gli amici di Dorgali che oggi hanno ospitato Sardegna Verde, grazie a voi e amiche e amici che ci troverete la prossima settimana in giro per la nostra bella Sardegna Verde su Video Acel Tigino, si cambia canale, grazie Renzo Gualà, Gianluigi Deida, Lorenzo De Sì e Beppe Passavanti. Allora con questa bella immagine di Sardegna del Supramonte di Argosolo ci salutiamo. Tonino, complimenti e grazie. Grazie a voi Emanuele, grazie a tutti.